Carissimo, carissimo Mino, è una gioia essere qui con te. Faremo una bella chiacchierata, avremo la donata l'8-9-10 maggio, combinazione 48 ore prima scadrà, ci sarà il cinquantenario di quella tragedia del terremoto del Friuli. Io so e ti ringrazio a nome di tutti gli alpini, dell'ANA. Ci sono due filoni alpini che erano in congedo e che chiedono tramite le sezioni di dare una mano andando ai vari cantieri. Per esempio Genova operava l'allora presidente, ingegner Lessa, al cantiere 8 di Osolo. Caso di Mino, giovanissimo, fresco e rampante, lui era proprio di leva nella zona della tragedia, è particolarmente eri a Tolmezzo. E allora ti volevamo fare, quindi non è che abbia lavorato nel cantiere specifico come gli alpini volontari, però era sul posto, ha patito quegli accadimenti e dal comando è stato mandato a dare una mano in ogni modo, ogni dove, per aiutare come soccorso le popolazioni terremotate. Una curiosità, una prima domanda: cosa ti ricordi di quella sera del 6 maggio fatidico? Nonostante sono 49 anni, mi ricordo che eravamo al cinema e la scossa è venuta alle 21:05 E avete tremato tutto, è mancata la corrente, uno spavento indescrivibile perché non sai contro chi lottare. Siamo scappati fuori e attualmente c'è la piazza dove c'è l'albergo Roma che è aperta e siamo rimasti lì sperando che non si aprisse il terreno, tanto era forte questo sussurro. Però, quindi cosa stavi facendo? Eri al cinema perché eri già di leva in servizio in zona da 4-5 Da settembre. Da settembre, e quindi eravamo a maggio già da 7 mesi. Era un vecchio, dai. Quasi vecchio, dai. E aveva avuto questa grande novità, sorpresa in negativo. Nell'ambito dei soccorsi a cui i vari cantieri, a seconda delle necessità che il vostro comando di battaglione, reggimento vi destinava, e che mansioni svolgevi in queste attività? I primi giorni ci hanno mandato a Gemona e Vizzola, dare una mano ai vigili del fuoco per scavare nelle macerie, cercare di... Perché c'erano ancora Sì, corpi delle ne segreterie. hanno trovato uno vicino a noi che poi i vigili del fuoco ci hanno fatto andare via perché era compito Quindi loro. era proprio... E poi il comando ci ha indirizzato con i camion CM, CP, andare nei paesini con le cucine da campo, montare le tende, preparare il cibo caldo perché Quindi di tutto e di più dappertutto dove c'era bisogno, veramente un bel impegno, un bel gesto, una bella esperienza. è una esperienza, purtroppo brutture, ma che lasciano un solco. Ti formano. Chiaramente all'epoca sarei stato ancora scapolo, non avevi famiglia ancora perché avevi 21 anni, 19, sì, 19 perché 76, 6 del 55, 21. Quindi i tuoi si saranno preoccupati che erano Mi lì. ricordo bene che ho faticato a mettermi in contatto perché non c'era un cellulare, non c'erano. Poi loro hanno sentito la televisione e appena mi hanno sentito si sono rassicurati che stavo bene. Bene. Questa, però ricordiamo che 50 anni fa i cellulari non erano a portata se c'erano di tutti. Quindi non si è andato in particolare ai cantieri, ma in quale località? Bari, Gemona, Gemona, Venzone e poi paesini attorno ai Forni Voltri, quei paesini. Sia come trasporti, materiale, tutto quello che Sì, serviva. mandavamo le tende quelle ministeriali per... E quindi di tutto quello che c'era bisogno. E c'erano con te alpini genovesi della tua zona, amici
paesani. Alpini di Albissola, di Genova, Pieve di Teco, Albenga, Assio e molti abruzzesi. Ah, tante Sì, abruzzesi. Mi ricordo, sì, anch'io, c'erano tanti all'epoca conducenti muli, molti, per le Sì. salmerie anche. Ma chiaro che sono domande che insomma vanno a toccare il profondo, ma che ricordi e che sentimenti ti muovevano? Che ricordi hai di quei giorni così a botta calda Diciamo con questa tragedia in corso? Perché le case, la distruzione c'era, però c'era molta gente ancora indissepolta. Qualcuno è stato anche salvato vivo in quei giorni subito dopo e voi eravate lì. Mentre lavoravi, questi sentimenti, cosa ti ha insegnato sicuramente? Davanti all'impotenza contro una tale tragedia, però inimmaginabile, però posso dire che almeno il servizio militare è servito a qualcosa, cioè a me personalmente, ma anche noi alpini che abbiamo dato una grossa mano a questa popolazione. Quindi tanti dicono un anno militare non hanno perso, non è vero, comunque sia non è vero, non hanno perso. Sì, tu hai avuto proprio durante la tua leva veramente una prova Anche difficile. perché poi si andava a licenza ogni mese, dopo il terremoto non siamo più andati a casa perché dovevamo stare Certamente. Poi li dicevi, linee sconvolte, viabilità e quant'altro, sono morti degli alpini, ricordiamo i crolli di caserme, quindi lo stato d'animo, i sentimenti di quei giorni sicuramente erano forti. e mi hanno lasciato un segno che ancora adesso se sento tremare un po' di paura, diciamo. Ma anche però durante questi soccorsi, questa tragedia, comunque è stato vedere tanto disastro, è stato uno sprone per fare presto, per lavorare al meglio, per fare soprattutto veloce, perché magari si poteva di trovare ancora risparmiare qualche vita, salvare ancora qualcuno. Veramente sono stati. Io posso dire che i friulani ci hanno dato una mano, che anche loro non stavano a guardare, cioè li sono dati, e l'anno dopo che sono andato con i miei genitori era quasi tutto a posto, quindi voglio dire hanno dimostrato una vera forza. Sì, sono dati sicuramente molto da fare. E ti è capitato, tu eri lì di leva e sicuramente hai conosciuto dei friulani, gente del posto. Durante anche il sisma hai avuto modo di fare delle amicizie, conoscenze con la gente del posto, hai mantenuto qualche rapporto con qualcuno, la popolazione come. Mantenuto rapporti, no, perché a distanza di anni poi quando sei Però la popolazione come ha risposto? la popolazione ci accettava bene, anche prima del terremoto eravamo molto ben visti, cioè si usciva, ti chiamavano nei bar, vieni qua, Pino, eravamo molto molto ben voluti. Sì, era una bella cosa questo. E questa esperienza sicuramente ha influenzato la tua vita e anche e soprattutto anche il modo di affrontare la vita dopo essere passati. Poi non avevi ancora un lavoro, hai cominciato a lavorare dopo. Comunque questa esperienza te la sei portata anche perché poi a distanza di anni, dopo essere andato a pensione, sono subito diventato volontario, salvatore a Croce Rossa perché. Ma che bello, questo è molto importante. Involontariamente, servendo il proprio paese, al battaglione Vicenza, e parliamo di Gerolamo Castellaro, perché molti si sbagliano con la N, invece la R finale. Gerolamo Castellaro, questa sua trovandosi sul posto e trovandosi, come anche tutti gli alpini presenti, comunque a dare una mano importante e determinato,
questa spinta, il soccorso, essere utili al prossimo nel momento del bisogno, al tuo ritorno, dopo la vita lavorativa, la famiglia, come tutti, però ti hanno mosso nella direzione di dare ancora il tuo aiuto e restare nel campo della solidarietà. E sei da molti anni volontario con la Croce Rossa di Votri, da tanti anni, 20 anni. Quindi questa spinta, questa esperienza drammatica da un lato, ma formativa anche, perché credo che porti a pensare quello che si vede, come la vita può essere, come può essere molto labile e all'improvviso tutto può accadere. Se ci diamo una mano, probabilmente riusciamo ad andare avanti e ci si vuole anche più bene. E questo è quello che fanno un po' gli alpini normalmente. Diciamo, secondo te, tu ti sei trovato a vivere, e onore per quello, per la tua opera che hai prestato, e secondo te capitasse un evento del genere ancora, una calamità naturale di questo tipo, gli alpini, secondo te la mobilitazione volontaria, voi eravate lì in servizio, ma comunque volontariamente andavate, perché anche lo spirito nostro, secondo me viene il senso della solidarietà, senza niente togliere a tutte le protezioni civili, a ogni organizzazione, degli alpini, è proprio profonda, perché secondo me è nel DNA alpino. In montagna, al di là del bell'albergo, ammirare il panorama, la vita in montagna comporta in quota freddo, rigore, neve, smottamenti, valanghe, slavine, fatica, e ci si dà una mano in montagna. Questo, ripeto, senza nulla togliere agli altri, è qualcosa di forte, sentito fortemente, la solidarietà. Tu comunque pensi che ci potrebbe anche oggi, in un evento analogo, una diciamo situazione tragica di quel tipo, esserci una mobilitazione volontaria del tipo di quella che misero in atto gli alpini? Perché, diciamocelo, lo sanno tutti, la protezione civile di oggi esiste, è nata con gli alpini, con l'intervento in Friuli nel 1976. Poi la protezione civile ce l'hanno tutti, ma come la conosciamo oggi è nata in seguito all'intervento in soccorso. Allora, questa ultima domanda. Ok, sì, questo. No, dicevo che in Croce Rossa ci sono molti giovani che si cominciano, però gli alpini, pur essendo ormai alpini con i capelli bianchi, sono sicuro che se ci fosse, speriamo di no, un evento catastrofico, sarebbero sempre in prima fila. Bene, grazie. Io volevo salutarti, renderti onore, perché grazie Nino per quello che